del mobile. 1 Valdagno 0, partita che consacra definitivamente la squadra sonatese in C2, matematicamente è una giornata al termine, con noi abbiamo Ezio Glerean, mister Alessandro Nado, una soddisfazione immensa quest'oggi, no? Ti vedo completamente lavato da testa ai piedi. Soddisfazione per il lavoro che è stato fatto, perché dall'inizio alla fine siamo sempre stati dentro in questo campionato. Era impensabile magari riuscire a finire oggi perché abbiamo trovato veramente una grande squadra, siamo riusciti alla fine a fare questo gol, però se doveva essere una partita di pareggio, questa è una partita di pareggio perché loro hanno dimostrato di essere veramente una grossa squadra. Era probabilmente il destino che dovevamo vincere noi, abbiamo vinto, siamo stati bravi. Era destino vincere oggi perché c'era talmente tanta gente, tanti sportivi, tanti tifosi che probabilmente questa festa era bella che finisse oggi. Mi dispiace, ripeto prima, ma questo è il gioco del calcio, questo è il mio 7° campionato che vinco e ogni campionato ha una storia a sé, una situazione diversa insomma. Per quanto riguarda la partita, primo tempo molto sofferto dalla squadra sonatese, secondo tempo un po' più gagliardo, no? Il Valdagno si è sbilanciato e noi abbiamo colpiti. Abbiamo bruciato tante energie perché sapevamo che venivamo qua, dovevamo vincere la partita, perciò noi volevamo chiudere oggi, perlomeno nella testa non abbiamo lavorato in quel senso, però è normale che i ragazzi sentivano questa partita per poterla finire oggi, però non era facile perché, ripeto, abbiamo trovato di fronte una grossa squadra molto motivata, molto caricata, si stava giocando il loro campionato, l'hanno dimostrato, sono stati bravi a sopportare i primi minuti e poi fuori pianino abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Mi sembra una partita anche così sotto profilo agonistico anche bella da vedere. È sembrata ottimo il comportamento della retroguardia, Zanon, Gotti e Rizzetto hanno chiuso ogni spazio, il Valdagno è stato pericoloso ma non tale da scoccare tiri in porta vincenti. Ma lo sappiamo che questi ragazzi dall'inizio dell'anno che stanno lavorando bene, che stanno facendo il loro dovere, non sono mancati oggi, che è una partita importantissima, c'era massima fiducia intorno a loro, c'era anche delle coperture valide con Alberto Rizzetto, Garau e Roma che hanno fatto il pieno loro dovere, insomma una buona partita di tutti quanti sicuramente. Grazie. Dopo Glerean abbiamo Roberto Giacometti, centrocampista della squadra sonatese, allora una soddisfazione immensa mi sembra di vedere dal tuo volto quest'oggi, sei completamente distrutto. Ma a dire la verità, a parte essere distrutto, ma non ci credo ancora, non mi sembra, è un traguardo che sembrava irraggiungibile, siccome da tanti anni ho sempre giocato in squadre che avevano un po' di ambizioni e non sono mai riuscito. Questa è la prima volta insomma? Questa è la prima volta e non ci credo ancora. Devo godere tutti gli anni che ho giocato in questo momento qua. La partita come l'hai vissuta? Il primo tempo un po' dura, il secondo tempo... Abbiamo sofferto, abbiamo avuto difficoltà a entrare in partita, anche perché diciamo che quelli che potevano perdere qualcosa eravamo noi, e loro a perdere la partita era un'azione disperata, quindi avevamo un po' paura. Stesso modo domenica scorsa a Sevegliano abbiamo vinto la partita però giocando male, con difficoltà, con un po' di paura di sbagliare. E questa prima gioia dopo tanti anni di lunga e onorata carriera stai vivendo intensamente. Hai qualche progetto per il futuro calcistico? No, non dico niente adesso. Ti dirò più avanti. Ci sono delle cose ma vedremo. Grazie. Abbiamo adesso qui con noi Luciano Stevanato, mister del Valdagno. Allora, al di là del risultato comunque un'ottima partita quest'oggi sia da parte del Valdagno che da parte del Sandona. Sì, è una gara intensa, la fotocopia forse della gara dell'andata, sono due gare che ci hanno premiato niente e credo di non dire niente, non togliere niente di merito a Sandona se avessimo anche pareggiato questa gara come quella casalinga. La differenza, come ho detto prima ai tuoi colleghi, sta nei due scontri diretti che loro hanno fatto su e questo premia loro e non noi. Il primo tempo li avete visti abbastanza dominatori, soprattutto al centrocampo, il secondo tempo invece magari è venuto fuori un po' più di Sandona, forse perché col passare dei minuti il Valdagno si sbilanciava. Ma sai, noi per trovare il gol che ci permettesse il riaggancio abbiamo dovuto allungarci, quindi il dispendio di energie stava in questo, non tanto in un fatto atletico, non c'era più un rapporto, un collegamento tra reparto e reparto. Sandona intelligentemente ci aspettava giocando corto dietro e ripartiva tenendo palla davanti, quindi direi che la gara ha preso questa fisionomia, ma d'altra parte noi dovevamo rischiare qualcosa in più e
ed era evidente che non sbloccando la gara nel primo tempo, nel secondo sarebbe stato più difficile per una forma di entusiasmo, per una forma di carica naturale, soprattutto perché dovendo aggredire la loro area gli spazi si sarebbero ridotti, non è che noi abbiamo giocatori fisici per poter sfondare come il Meaci o altri che hanno loro. A parte Sambo. Sì, d'accordo, a parte Sambo che però è uno bravo di testa ma molto grazzino fisicamente. Sì. Grazie. E infine abbiamo il bomber principe della categoria, Adriano Meaci, quest'oggi il match winner nell'incontro più importante del torneo, anche della tua carriera un po', no? Sì, un po' di emozione sinceramente, all'inizio si è forse anche visto sicuramente, squadra un po' contratta, un po' le gambe un po' legnose, sì forse era un po' prevedibile, abbiamo patito e sinceramente un po' mi ho stentato un po' anche entrare in partita personalmente, però poi ecco è stata una gioia, proprio doppia anche per questo. Hai avuto diverse occasioni mi sembra nel finale del primo tempo. Sì, un paio di palloni che per un doppio non ho agganciato bene, diciamo. Però insomma non stiamo qui ora a pensare, è andata bene veramente. Sembra ecco ancora un sogno, veramente sono contento. Una soddisfazione immensa mi sembra, no? Sì, si può sentire, cioè è un ambiente, forse non eravamo nemmeno preparati a vincere il campionato all'inizio quando è partita questa avventura e ora vedi è giusto che si festeggia. Grande pubblico quest'oggi. Sì, oggi ci ha dato una mano, anzi poteva essere anche un po' prima magari, ci poteva aiutare un po' prima nelle partite precedenti, però ecco è stata una gioia poter festeggiare in casa di fronte a queste persone insomma. Grazie. Pietro Garau, allora il prossimo anno Olbia, Tempio e Torres, la tua terra. No, spero di rimanere a San Donà, spero che ambiscano a puntare in C1 come pare che sia. Niente, sto bene qua, ci sono già da 2 anni, spero di continuare qua insomma. Le tue impressioni? È la prima intervista dopo penso 3 anni che ci conosciamo, per motivi scaramantici abbiamo sempre rinviato questa intervista, queste impressioni quest'oggi. Niente, tutto molto bello, il pubblico splendido, ci ha dato una mano, tutto molto bello insomma, tutto bello. E nessun problema per quanto riguarda questa formazione del Valdagno che ha messo molto in difficoltà al primo tempo? Sì, un'ottima squadra, però abbiamo sopperito magari alla loro forza tecnica con la grinta e la voglia di vincere. Senti Pietro, l'anno scorso avevamo una formazione che sulla carta è la più forte forse, penso sicuramente. Quest'anno forse nel calcio ha vinto nuovamente la squadra, non più i singoli, vero? Sì, esatto, l'anno scorso eravamo un'ottima squadra con ottimi elementi, però mancavamo di concretezza e di cattiveria, cosa che quest'anno abbiamo raggiunto anche con gli inserimenti di Giacometti, Dal Compare e Zanon. E per quanto riguarda la svolta del campionato, dove la leggi tu? Vittoria Valdagno, come dice Stevanato? Sì, Vittoria Valdagno, insomma le ultime partite del girone d'andata e le ultime del girone di ritorno sono state queste, insomma, le partite che ci hanno dato la spinta per vincere il campionato. Non ti chiedo cosa pensi per il prossimo anno, cosa bisogna rinforzare la squadra, ti chiedo semplicemente la tua impressione di star qua a San Donà. Tu non sei sanonatese ovviamente, il rapporto con la cittadina, il rapporto col pubblico, il rapporto con gli spogliatoi, mi pare che sia evidente come è andata a finire la cosa. Ma è ottimo, sia sul rapporto con la cittadina, conosco già parecchia gente, vado d'accordo con tutti, c'è nessun problema, insomma, qua si sta bene e vorrei rimanere qua, insomma. Il segno scaramantico che hai usato quest'oggi, questo grande quid, cosa usa Garau e gli altri giocatori, perché andiamo a fare anche interviste agli altri giocatori, per quanto riguarda questa scaramanzia? Ma nessuna, guarda, io cerco di fare tutte le settimane la stessa cosa, gli stessi movimenti, sempre le stesse cose, insomma, uscire magari in un certo orario, fare colazione in un certo orario, alzarmi in un certo orario, insomma, tutte queste cose, cerco di fare sempre uguale. Quanto c'è del mister in questa vittoria? Ma io direi 40% del mister, 40% nostro e 20% della società. Ti ringrazio Pietro.